la parola all'onorevole Calogero Mannino per un breve saluto. Grazie onorevole Mannino. Sì, cari amici, un breve saluto. Grazie. Sono stato indotto alla presenza qui stamattina tra di voi non soltanto dalle ragioni dell'amicizia con Raffaele e con il gruppo dirigente dell'MPA, tutti amici con i quali abbiamo fatto, e ne dobbiamo essere orgogliosi di fronte a qualunque mistificazione o a qualunque disinformazione, un lavoro politico molto importante, vorrei dire in qualche modo premessa e quindi fondativo di questa esperienza che oggi voi portate avanti attraverso l'MPA. Ho incoraggiato, nel momento in cui Raffaele ha dato vita a questo movimento, questa sua iniziativa, perché sono convinto, e qui sarò brevissimo, di due cose fondamentali. La prima è che noi stiamo assistendo a un affievolimento dello spirito autonomistico che, piaccia o non piaccia, ha accompagnato in termini di confronto in talune stagioni molto positivo tutta la vicenda politica siciliana nel dopoguerra. Questo affievolimento dello spirito autonomistico si accompagna ad un affievolimento della solidarietà meridionalistica e della solidarietà nazionale del Paese. Di conseguenza stiamo assistendo ad un affievolimento istituzionale. Ci sono stati passaggi nella vita politica italiana e siciliana nei quali i siciliani, la regione, ha saputo rinunziare anche a taluni articoli dello Statuto della Regione Siciliana. Vorrei ricordare due per tutti: l'abolizione dallo Statuto della Regione Siciliana della norma che prevedeva una sezione della Cassazione in Sicilia, l'abolizione dell'Alta Corte come strumento, anche questo, di una sorta di separatezza giuridica e quindi politica della Sicilia rispetto allo Stato nazionale e alla comunità nazionale. Lo spirito autonomistico in altre stagioni ha portato al confronto con la nazione, con la comunità nazionale e con lo Stato in termini positivi e di rinunzia al sicilianismo. Oggi purtroppo si è passati all'eccesso opposto. Dal 1992, e il mio giudizio politico, forse anche storico, noi abbiamo assistito ad un'autentica destrutturazione dello Statuto della Regione Siciliana. Avete tra di voi, e lo ha il Presidente Lombardo, un collaboratore all'assessorato al bilancio, vi potrà testimoniare di dati che io vi darò semplicemente. A partire dalla legge finanziaria Amato del 1993 ad oggi, noi abbiamo, attraverso passaggi non soltanto del governo Berlusconi, ma del governo Prodi, assistito ad una destrutturazione della finanza regionale. La finanza regionale non è più quella delle norme di attuazione del 65, aggiornate 10 anni dopo, nel 75 e nel 76, che attribuiva in forza dell'articolo 36 dello Statuto della Regione Siciliana la totalità delle entrate tributarie maturate e riscosse in Sicilia. Anche attraverso i provvedimenti di riforma del sistema tributario, e l'attuale governo ne annuncia uno che potrebbe essere autenticamente rivoluzionario, viene meno la base sulla quale si forma il gettito fiscale, che sino a questo momento è stato lo strumento della specialità dello Statuto della Regione Siciliana. Questo è il vero problema che abbiamo tutti davanti a noi. Il secondo problema, perché il mio intervento deve essere brevissimo,
Ho ascoltato molti interventi il cui segno non è convergente. Il movimento, l'MPA, se vuole fare un lavoro politico serio in Sicilia, deve sapere accettare la sua solitudine. È vero, può essere necessario cercare alleanze, perché il governo ha bisogno di una maggioranza in aula, ma la scelta che Lombardo ha fatto di uscire dalla maggioranza che lo ha eletto nel 2008 implica e richiede un percorso nel quale necessariamente deve essere solitario. E perché necessariamente? Perché noi oggi siamo in una fase politica in cui esistono due poli garantiti dal sistema elettorale che prevede il premio di maggioranza, abbiamo i segni di un superamento degli assetti interni a questi due poli, ma non se ne vede lo sbocco immediato. Anche il mio amico Casini si illude che la scelta del terzo polo, in quanto tale, possa portarlo al risultato di capovolgere l'attuale assetto bipolare. E allora l'MPA, è vero, deve convergere verso una tendenziale privilegiata collaborazione con l'UDC di Casini, ma deve accettare con Casini di non chiudere la porta all'evoluzione del sistema politico. Perché? Noi stiamo assistendo in questi giorni al gioco molto interessante di Di Pietro, che offre una sponda sia pure tattica a Berlusconi, nello stesso momento in cui Berlusconi veniva costretto a riconoscere, uno, la precarietà della sua formazione politica, annunciando sia pure teoricamente, quindi astrattamente, che la sua intenzione di fondo è costruire il Partito Popolare Italiano, cioè di dare il contributo decisivo alla ricostituzione del Partito Popolare in Italia. Secondo, lo stesso Berlusconi è costretto a prospettare, con tutte le contraddizioni che vogliamo, una possibilità che alle elezioni politiche la sua formazione politica non preveda la sua candidatura alla Presidenza del Consiglio. Accanto a questo abbiamo tutto ciò che si sta svolgendo all'interno del PD e alla sinistra del PD, ho già detto di Di Pietro, che non garantisce che il PD diventi un moderno partito socialdemocratico nel quale le forze politiche, soprattutto i giovani che vengono da una sensibilità di tipo cristiano e cattolico, possano trovare un punto di applicazione del loro impegno politico. Questo è un quadro, caro Raffaele, che rimane aperto, che non complica i tuoi problemi, che rende alla tua iniziativa politica, alla tua iniziativa di governo, delle prospettive assai interessanti, nella misura in cui non soltanto tatticamente, ma anche strategicamente l'MPA mantiene la prospettiva di una forza autonoma, di una forza regionalistica, con i condizionamenti che ho già indicato, e richiamo soprattutto l'intervento di Loiero, mantiene una forza che diventi il punto di aggregazione di un'ipotesi di ricostruzione di Partito Popolare in Italia. Perché, cari amici, non usciremo dal pantano in cui è stata cacciata l'Italia nel 1992, con le stragi e con i processi che non hanno fondamento. C'è ancora il grande intrigo da chiarire, e senza questo chiarimento è molto difficile che la vita politica italiana possa trovare il suo deflusso verso un'ordinaria fisiologia. Nel 1994 il Partito Comunista ritenne che spaccando la Democrazia Cristiana avrebbe conquistato il potere.
ha regalato l'Italia per 17 anni a Berlusconi. Non crediate che la fine politica di Berlusconi, se ci sarà, consentirà alla sinistra di avere quella vittoria che ha avuto nel 94. Ed allora, con molta serietà, cerchiamo di ripensare ad una cosa che è fondamentale. È vero che una democrazia si regge su una tensione bipolare, ma non è opportuno che duri questo falso bipolarismo italiano. Ma è vero che l'elettore oggi, per effetto di trasformazioni del sistema, tende a semplificare le scelte. Diversamente non si spiegherebbe il risultato di Napoli. Vogliamo costruire una vera democrazia della maturità e dell'alternanza? Dobbiamo sperare e aspirare a vedere in Italia sostanzialmente due formazioni politiche. Da una parte quella che si chiama socialdemocrazia in Europa, dall'altra parte quella che si chiamano i popolari. Questo è il mio auspicio.